Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri sulla Val Brenta. Un'ora di pioggia incessante che ha messo in difficoltà l'intero territorio comunale, da Vastagna fino a Cismon del Grappa, ma anche Primolano. Con significativi disagi nel centro abitato di Primolano, con alcuni tombini che non riuscivano a contenere l'acqua e quindi qualche allagamento importante, anche qualche importante disservizio relativamente ad alcuni lavori di allacciamento delle fognature che si stanno completando. In particolare a Cismon i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere un'automobilista finita quasi sommersa con la macchina in un sottopasso invaso dall'acqua a causa del violento nubifragio. I pompieri hanno recuperato l'auto mentre la donna è riuscita in qualche modo a uscire dal mezzo e a mettersi in salvo. Nonostante si fosse pacifico, insomma, qual era il livello consistente delle acque, rimanendo bloccata all'interno, con i disagi del caso l'attivazione dei pompieri. Ovviamente questo ha costretto a sospendere i lavori sulla galleria di Arsier e quindi lasciare aperta la galleria di Arsier, perché di fatto l'accesso sul Primolano era impedito. Il sottopasso è stato liberato in serata e la circolazione è tornata alla normalità. Pioggia, ma anche tanto vento, con alcuni alberi caduti a Vastagna, fortunatamente senza feriti. Vi sono stati poi dei danni anche in destra Brenta, in località Barbamarco è caduto un albero vicino alla sede stradale e sono prontamente intervenuti i dipendenti comunali.